Vincere per uscire da un momento buio. Amici di Sportisili, un saluto da Anthony Massaro in diretta dal campo Aiastrelli di Carini per seguire il match tra il Carenze e Partinica Audace, valido per la 12ª giornata del girone A di promozione siciliana. È iniziata la sfida. Parte Longo, buono il suo pallone in mezzo, non ci arriva nessuno per fare la zampata vincente. Ancora Partinica Audace però, Panzeri, il tocco morbido a cercare D'Amico, controlla il 9 ma se l'ha allargata troppo D'Amico, tocco all'indietro per Scardina, cross in mezzo, è tutto solo Longo, e il mancino, e il gol di Longo, blocca il risultato, torna al gol Daniel Longo, che libera il pericolo. Partinica Audace che può consolidarsi a metà campo avversaria, sembra regolare la posizione di D'Amico, ad un passo al raddoppio il Partinica Audace col suo 9 che ha fatto una grande giocata, ma purtroppo il pallone l'ha preso Callina, invece no, palla lasciata a Panzeri che per poco non pesca l'angolo, ma Gallina ci è arrivato anche questa volta. Viscuso convinto, poi scrozzo quasi con la spalla, parte Longo, palla al piede verso la porta, Longo col mancino, si salva Gallina. Che occasione sprecata da Partinica Audace con Longo. Occhio qui perché sta combinando un casino Amato, e poi mani in faccia clamorose a Maranzano e poi calci da terra pure. Guardate qua cosa succede. Volano rossi chiaramente. Il gioco può riprendere dopo questa baraonda. Non è facile dopo quello che è successo. Tanto colpo di testa bloccato da Catanzaro. Fili con un po' di difficoltà, il campo non aiuta ma lui avanza e gioca per Longo. Ci è servito Scardina, va a andare al tiro e Gallina salva questa conclusione sul primo palo. Subito intenso il Partinica Audace in fase di non possesso Longo, la riconquista Panzeri, c'ha due soluzioni, Panzeri ci pensa un po', se la porta sul destro, palo di Panzeri che da fermo ha creato una traiettoria bellissima. È il momento di Gabriele Butera, quarto debutto con la maglia del Partinica Audace. In attacco per Butera, 37 anni e non sentirli, quasi 200 gol in promozione. Tanto Cusumano si è cacciato a terra, però nel frattempo si accende Pulizzi, Pulizzi col destro, primo gol con la maglia del Partinica Audace, ma c'è a terra Cusumano, 2-0 per i neroverdi. Tanto cercato Butera, sponda per Pirrotta, lavora subito bene la coppia d'attacco, Pirrotta, calcia, murato da Gallina, Butera, occhio a questo destro, dal nulla Gabriele Butera ha provato a far crollare il comunale Aiastrelli. Tanto grande azione del Partinica Audace con Longo che va in mezzo, servito a rimorchio Pirrotta, traversa, periodo sfortunato per il 20, altro tentativo, miracolo, Butera, altro miracolo, sta succedendo di tutto all'Aiastrelli, ma il Partinica Audace ancora lì, altro palla in mezzo, Longo, Pirrotta, palla fuori, Longo premia la sovrapposizione di Viscuso, Butera e trova il primo gol di quest'anno con la maglia del Partinica Audace. Gabriele Butera si sblocca grazie al cross di Viscuso e quindi risultato che passa sul 3-0. Il nuovo acquisto funziona, la campagna acquisti funziona dal sodo servendo Butera, ma arriva adesso il triplice fischio di una partita dominata dal Partinica Audace, risultato di 0-3, poteva finire molto di più per un Carenze che ha dimostrato di essere molto inferiore e quindi arriva al 12° KO consecutivo.